La musica è stato un successo, il concerto di Max Pezzali ieri al Pala Trieste dove c'erano 5.000 persone. Sebastiano Franco. Si sente ragazzo inadeguato, ma è un'autentica icona pop. Con il suo tour live da almeno un anno, Max Pezzali ha riempito di fans anche il Pala Trieste, coinvolgendo con le sue canzoni, quelle che raccontano l'amore e l'amicizia attraverso un ventennio, dagli anni 90 ad oggi. Non sono più gli anni del grande reale e delle immense compagnie. Ora il mondo sembra un gigantesco Far West, senza certezze né punti di riferimento. Per fortuna esiste ancora una maggioranza silenziosa di persone che badano ai fatti, alla concretezza e al duro lavoro, alzandosi ogni mattina senza darsi mai per vinti. Sono i cowboy che non mollano mai. Questo enorme successo del tour, del disco, è un punto di arrivo o è il tuo secondo tempo? Ma non lo so, io sai, qui è in questi tempi nel mio lavoro si naviga molto a vista, no? Cioè si cerca di vivere l'oggi senza pensare troppo al domani, perché è tutto abbastanza aleatorio e se vogliamo così precario, no? Quindi oggi ci godiamo il momento positivo, cerchiamo di condividerlo col pubblico e di divertirci insieme. Domani chi lo sa. Io negli anni 90 raccontavo le mie cose, le mie esperienze. Oggi non lo so, perché io comunque oggi tendo a raccontare sempre il mio presente, quindi diciamo la vita dal punto di vista di uno della mia età, ecco. Però sicuramente quelle canzoni là sono passate anche alle generazioni successive, cioè sono canzoni scritte in giovinezza e che sono passate a delle altre giovinezze, no? Dal punto di vista proprio generazionale. Quindi insomma vuol dire che probabilmente sono cambiate tante cose, ma non la sostanza delle emozioni e dei sentimenti.